No, I'm not a writer. No, cosa fanno? Ci seguono? No ragazzi, in camper non ci si sta. No, ehi, ognuno nel suo, è stato bello, fatevi... no, insomma, dai, dobbiamo andare a casa adesso ste robe, orsù. Prossima volta veniamo a trovarvi, ok? Magari vi mando anche qua qualche fan che vi fate le cose per i vitellini che corrono, che spettacolo! Sì, anch'io penso così. Se mosche, guarda, stupendo. Ah sì, vanno a bere là nella cosa. Ciao bellezze, andiamo, ciao. No, stanno chiamando i vitellini perché ci seguono, vedi? E la mucca lì si mette davanti, sì, per proteggerli, no? E si sono innamorati, quei vitellini si sono innamorati un po' di te. Ok CP, io pranzerei qui, cosa dici? Pranziamo qui, dove siamo? Vediamo, perché noi volevamo fermarci un attimo a fare una passeggiata qua, che vediamo che è tutto verde, circondato dal fiume, no? Però qua poco prima, vedi, Postojna Logatec, poco prima, ci sono tutte queste aree, piccole aree sosta col tavolo a picnic, il bione e le scoazze che sono affacciate su sta vallata, è bellissimo cavolo. E noi stiamo qua, vedi, guarda là il percorso a fare in bici, mamma mia, guarda roba a fare in bici, CP, CP, ma una passeggiata ce la facciamo io e te, sì. Sì dai, sei un po' a bordo strada, però guarda che panorama che hai, cioè va benissimo come ristorante, dai, io lo approverei come ristorante. Eri più bello col paraurti. Ai, purtroppo vedi la bella vallata che avevamo detto prima di raggiungere, poi ci sono tutte le huacche, il percorso ciclabile, tutto quanto, non è accessibile da qua perché qua siamo alti e non è che c'è una strada ripida eccetera, no, c'è proprio un burrone che vai giù, quindi neanche a piedi non puoi proprio arrivarci. Oh, ecco, adesso invece siamo a livello, quindi se troviamo un parcheggio facciamo una passeggiatina, tipo di là, guarda che bello. Ok, parcheggiato, siamo in prima in retromarcia, davanti abbiamo quelle huacche e dietro abbiamo tipo il cimitero. Allora noi andiamo adesso a fare la passeggiata, se vuoi sapere dove siamo, un giorno arrivarci, su Google Maps c'è scritto Planina meno, mettiti in pausa il video e leggi qua. Le robe impronunciabili. Questi CP, hai visto? C'è la chiesetta, le cose. Adesso andiamo verso le praterie CP. E che ho paura è che è un po' tutto, come si dice, col filo spirato, no, col filo elettrificato, hai capito? Vedi qua dove siamo? Siamo al Carter's Village, che non so cosa vuol dire. Praticamente questo è il panorama che vedevamo prima dall'alto, qua abbiamo una caverna, qua c'è anche tutta la mappa. Allora noi siamo Fara, no, non è questa, questa è quella dopo. Dov'è l'altra chiesa che siamo noi? Non c'è un tipo Staravas, siamo qua, no? Cosa vuol dire? Da vedere. Scagola, no, ecco qua siamo noi, qua secondo me, e andiamo verso di qua. Ecco un collega camperista CP e noi andiamo a piedi, sì, andiamo a piedi perché è bellissimo sto coso qua da fare io e te. Aspetta, ti mollo un po' che mi stai stratonando un po' dappertutto.
E qui ci sono i soliti uccelli stronzi che fanno la spia, dicono sta arrivando qualcuno, ma cosa succede? Quando loro fanno la spia i cervi sentono e scappano, quindi se ci sono cervi, beh adesso qua il sole a quest'ora qui non credo che ci siano i cervi. Ultimamente vedo i cervi sono un po' notturni, fanno le ore piccole. Sì, qua sì potevo prendere la bici, colpa mia, mona io, potevo andare a Passo d'Uomo, CP stava con me, va bene dai. Abbiamo cambiato idea, ci voleva la bici. Andiamo via a Passo d'Uomo, per CP abbiamo l'acqua bella fredda dal frigo in bottiglia con la sua ciotolina pieghevole. Andiamo, guarda, modalità passeggiata, ogni tanto ci si ferma, magari nelle zone all'ombra e via, si va avanti così tranquilli. E a CP piace, è vero CP che ti piace tanto. L'unica cosa mi tocca tenerla al guinzaglio perché ho paura dei cosi elettrificati, però per adesso ho finito di esserci, adesso mollo CP. Sì dai, dovevo farlo, perché una delle cose più belle a fare in Slovenia è andare in bicicletta, fantastico. Ci sono anche dei bei sentieri, non serve per forza la mountain bike, io dico sempre mountain bike, ma fai anche con una bici normale. Oh CP! In fondo invece c'è gente che va a cavallo. Adesso, vabbè, non li vedi perché con la GoPro vedi tutta la distanza. Ascolta, vediamo un attimo se devo prendere quella strada lì o questa qui per arrivare al fiume. 1, 2, 3. Ok, pausa per CP, poi ricontinuiamo questo sentiero, vediamo se porta al fiume. Oh, vento contro anche adesso, mannaggia! CP, anche il vento, non che nella Valeria, il vento nel senso questo. Secondo i miei calcoli astrofisionomici, manco so cosa vuol dire, qua dovremmo avere il fiume, l'erbetta è un po' alta però, Vai, vediamo. CP! Vieni CP! Questo CP! Si vedono le riprese senza stabilizzatore, Eccoci, guarda CP! Che posti che ti porta il tuo Paron! Yeah! Però stai qui con me. Vieni a qua! Oh, ecco qua, un bel alberello. Vieni qui! Brutto CP, tiro io la tua acqua, faiga! Yeah! No, vabbè, è proprio molto carino qui, quindi ho deciso che te lo puntino. Puoi usarlo per fare un giro in bici o anche un picnic. Guarda che bello, ti metti qua, vabbè, ti porti prima una stuietta sopra l'asciugamano. Scusa, hai l'acqua pulita, ti ho dato l'acqua pulita e vai a bere sempre le cose wild che non sappiamo neanche, ma in teoria sì è pulito, però insomma ho capito, che il CP che devo avere. Comunque ho detto ti faccio la puntina perché qua ti puoi fare il picnic e niente, lei deve andare nelle spazzere là, ti puoi fare il picnic e la girata in bici che è bellissimo. Vabbè, tanto ora che arriviamo si asciuga il CP, vero CP? Te sei un cane un po' così, un po' acquatico, anzi un po' spazzo. Dai, vieni su, pagliaccia, sei una pagliaccia. Guarda, l'acquetta fresca che ti ho dato ti faceva schifo, che è anche povera di sodio e sgorga 2240 metri, c'è scritto. Ok, diciamo che appena io mi rilasso un attimo qua inizia sempre a venire su temporale, cioè è proprio una formula matematica. Quindi, CP, vamos!
C'è sto elicottero che gira da giorni, sì, è sempre quello nero. E poi verso il tardi è una lucetta rossa sotto. Io non capisco cosa fa, forse sa che eravamo venuti noi, Amy, è arrivata tutta la TV slava a documentare l'evento. Ma sì, del Zingano e del CP qua, nella terra slava. Cosa?